Finanziare i presepi nelle scuole, stanziare dei fondi per incentivare i dirigenti scolastici a ripristinare un simbolo della tradizione cristiana che rischia di scomparire. Fa discutere e divide il contenuto della mozione approvata in Consiglio regionale su iniziativa del gruppo Centrodestra Veneto, che la maggioranza ha recepito, rendendosi disponibile a prevedere specifici contributi dal Natale 2018. Riteniamo quindi che un'azione della Regione sia doverosa e sia doverosa anche per riaffermare appunto i nostri principi che, andando avanti di questo passo e naturalmente vedendo il multiculturalismo sempre più presente all'interno delle scuole, naturalmente potrebbero andare persi. Presepe è simbolo da preservare, così come il crocefisso nelle classi, afferma il consigliere, iniziativa che inevitabilmente divide i cittadini. Penso che sia un'ottima iniziativa. Il presepe è qualcosa che classicamente appartiene alla nostra cultura, quindi penso sia una cosa importante e interessante. Io sono d'accordo, poi bisognerebbe anche rispettare forse le altre religioni. Io comunque ho i miei nipoti che vanno a catechismo, perciò per loro anche me l'hanno richiesto onestamente. È sbagliatissimo. Non ritengo che debba essere accentuato l'aspetto cattolico in contrapposizione al discorso degli stranieri e della religione musulmana. Non è una cosa tanto giusta secondo me, perché sono soldi sprecati. Non serve un presepe nelle scuole, serve più concretezza per altre cose più importanti che del presepio, insomma.